Bene, allora riprendiamo da quello che avevamo lasciato l'ultima volta. Avevamo parlato delle leggi eccezionali che vengono fatte alla fine, i primi giorni di novembre del 1926, e che sono quelle leggi che praticamente pongono fine, l'avevo detto l'altra volta, a 60 anni di regime monarchico liberale, e si entra in quella che viene considerato il ventennio fascista, quindi il periodo della dittatura fascista. E avevamo visto che, fra le altre cose, oggi volevo parlarvi, sia oggi che la prossima volta, delle misure repressive che il regime prende nei confronti degli avversari politici. E oggi magari volevo parlarvene così, diciamo in modo più ampio e generale. Dalla prossima volta cioè si riferisce soprattutto al Tribunale Speciale, al Confino, al Casellario Politico Centrale, quindi in termini generali. Poi dopo, riportando anche diciamo immagini di coloro che hanno subito, insomma, questo genere di repressioni, vedere come si viveva, come il condannato politico o il confinato vivevano al confino o in carcere, quali problemi avevano, come se riuscivano a vedere i parenti, se potevano scrivere, che cosa potevano fare, insomma, nelle varie località di pena. Ecco, voi dovreste vedere questa cartella che si riferisce al Casellario Politico Centrale. Lo vedete? A distanza, sì, qui è facile. No? Ecco. Allora, ecco, sì, lo vediamo. La prima misura che viene fatta è l'istituzione di questo Casellario Politico Centrale, che viene realizzato dal Ministero degli Interni e dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. Praticamente dobbiamo considerare i tempi di allora. Oggi è semplice, perché oggi col computer si riescono ad accentrare tutti quanti i documenti, le informazioni, eccetera. Allora, per riuscire a mettere assieme tutti i documenti dati sui detenuti politici e sui sospettati di antifascismo, non solo quelli che erano in casa ma anche quelli che erano fuori, viene costituito questo Casellario Politico Centrale. Viene istituito a Roma e in questo Casellario Politico Centrale affluivano tutte le informazioni che arrivavano dalle questure, dalle prefetture di ogni provincia. Quindi in pratica, quando i carabinieri o la polizia arrestava qualcuno, faceva una relazione e quindi questi dati venivano incasellati intanto alla questura di appartenenza, e poi i dati più significativi venivano inviati in questo Casellario Politico Centrale, dove affluivano anche i dati sullo stesso magari sospettato o antifascista, che erano stati raccolti in altre questure, per cui se uno aveva aveva svolto attività antifascista a Gorizia e magari anche a Torino dopo o prima, ecco che i dati si incrociavano proprio in questo Casellario Politico Centrale. Tra parentesi, oggi questi dati, a chi interessa, ecco, io vi do l'informazione, sono visibili anche in rete, perché presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, c'è qualcuno che vuole entrare? No. Ecco, presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, che si trova all'Eur, dove sono stati concentrati tutte queste cartelle di questi antifascisti condannati o sospetti tali. Si tratta adesso il dato non ce l'ho sotto mano, ma dovrebbe essere, appena mi viene sotto mano ve lo dico, dovrebbero essere circa 150.000 cartelle personali di antifascisti.
Queste sono state in pratica, adesso andando sul web, digitando casellario politico centrale, viene fuori proprio il motore di ricerca che permette di trovare in ordine alfabetico sfiligoi, gli vengono fuori tutti gli sfiligoi che sono schedati qui dentro, e vi dà una breve informazione su chi sono, data di nascita, se è stato condannato, se è stato confinato, perché ovviamente tutto il materiale cartaceo non è stato messo in rete, ma lo si può consultare presso l'Archivio Centrale dello Stato, per cui se uno vuole avere informazioni su qualche conoscente, parente, eccetera, sa che c'è questa sua cartella che si riferisce a chi cerca, la può trovare all'Archivio Centrale dello Stato, che tra parentesi fa anche un ulteriore servizio. Se uno vuole conoscere la storia di Sfiligoi Giovanni, ecco, chiede di poter avere tutta la documentazione, e quindi loro svolgono anche questo servizio a pagamento, ma pochissimo, insomma, pochi euro, inviano, sempre via mail, sul web, inviano tutta la documentazione relativa alla persona che si cerca. Quindi e si tratta quindi di, io ho avuto modo di consultarlo, ma 20 anni fa, quando bisognava andare là con la calma a fare le fotocopie, perché non c'erano altri sistemi, ci sono circa 7-8 mila cartolai che contengono ciascuno 20-30 cartelle specifiche dell'antifascista che era stato sottoposto a controllo poliziesco, aveva subito un processo. Le prime 4 colonne, come le hanno scritte? Allora, queste prime colonne qui, che sono scritte a penna, indicano i documenti depositati, per cui noi sappiamo che su questa persona ci sono 2, 4, 6, 8 documenti che possono essere di una pagina, 5 pagine, cioè indifferente. Quindi perché questo casellario veniva aggiornato man mano, cioè man mano che arrivavano le informazioni venivano inserite le copie, perché anche è interessante, perché erano tutti quanti documenti in copia, perché quando veniva anche il carabiniere, quando scriveva il rapporto, mandava una copia alla questura, e per conoscenza anche al casellario politico centrale, per cui c'era una copia che andava a finire direttamente, e quindi questi dati erano continuamente aggiornati, tenuti aggiornati. Poi dopo... Mi scusi, ma sì. la quarta riga, cosa sono date? Cioè sono numeri? Sì, sono dunque questi qui sono probabilmente la firma di chi ha fatto? sì, questo non il numero potrebbe essere o il numero progressivo dei documenti man mano che arrivavano, per cui può essere, cioè probabilmente potrebbe essere, adesso non sono sicuro, perché loro conteggiavano i documenti man mano che arrivavano, quindi man mano che arrivavano il documento X aveva il numero progressivo che probabilmente come si fa oggi, no? Nei comuni o ovunque, insomma, si segnano numericamente, progressivamente le lettere man mano che arrivano o che partono. Forse potrebbe essere così. In parte invece forse la cosa che dava più l'idea erano le qualifiche che venivano date a questo detenuto. Questo era un comunista, quindi era un confinato politico, quindi era stato mandato al confino ed era stato ammonito. Sotto magari c'è anche una, vedi fratello Carlo, ecco, c'ha il suo numero progressivo 120 300, cioè vuol dire che anche il fratello Carlo era uno di quelli segnalati tra parentesi. Questo era ecco. E poi dopo all'interno, questo era semplicemente la cartella esterna, perché all'interno c'erano tutti i documenti,
E quindi, ecco, Sfirigoi Giovanni, tra parentesi, era nativo di Rutas, di Dolegna, anche se dopo era andato ad abitare a Ronchi dei Legionari perché lavorava in cantiere, e quindi dentro, all'interno, oltre alle foto, queste foto venivano fatte in genere al momento dell'arresto in questura o dai carabinieri, generalmente erano foto della questura. E quindi venivano, infatti c'è in parte, mi pare si possa vedere sia il nome che anche il numero progressivo, e venivano fotografati in genere su 3 posizioni, no? Davanti, di fianco e tante volte anche con il berretto, quindi anche con il cappello potevano essere. Diciamo in queste schede interne, oltre ai dati anagrafici, c'erano anche tutti quanti i dati fisici, insomma, no? Il colore dei capelli, gli occhi, il mento, la forma del mento, eccetera. E quindi c'era una descrizione, diciamo, anche fisica, e con tutti quanti i dati anagrafici. E all'interno c'era questa scheda riassuntiva che riportava non solo i dati anagrafici, questa qui è una scheda anche che aveva più pagine, per esempio, per cui dava indicazioni anche del modo di vestire, di come si comportava in pubblico, se in famiglia era rispettato, se anche informazioni, gli orientamenti sessuali, cioè tutto quanto quello che poteva essere trovato soprattutto da chi faceva le indagini, quindi i carabinieri, gli agenti della questura, che insomma un po' come si fa oggi, insomma anche oggi insomma, chi è segnalato viene descritto nel modo più completo possibile. Quindi c'era questa cartella biografica, si chiamava, che raccoglieva tutte quante queste indagini e che era in progress, nel senso che man mano arrivava una notizia nuova, nella pagina successiva aggiungevano le nuove informazioni. E quindi non solo venivano concentrate queste informazioni, ma anche se la questura X chiedeva informazioni su Y, ecco che non gli veniva mandato tutto il fascicolo, ma diciamo facevano una sintesi, c'era una sintesi in cui si davano le notizie più significative che potevano servire per l'uso di una questura o di un comando dei carabinieri. Questo è un confinato politico famoso, Nello Rosselli, che sarà anche protagonista lui sarà uno dei principali esponenti in Francia, scapperà in Francia, creerà il comitato antifascista, sarà uno dei principali diciamo, sostenitori della lotta contro Franco in Spagna, con le brigate internazionali, eccetera, e verrà ucciso in Francia da sicari appunto inviati dal regime. Quindi c'erano le foto, indubbiamente, addirittura anche per chi era possibile fare, naturalmente chi era stato arrestato, le impronte digitali, in modo tale che ci fossero tutte le informazioni necessarie. Perché poi queste informazioni, eccolo qui, eccolo tra parentesi, Zanarini Alfredo, anche questo si vede dal numero dei rapporti, che era senz'altro più importante di quello che avevamo visto prima. Ecco, questo era stato denunziato al Tribunale Speciale ed era iscritto nel bollettino delle ricerche perché era fuoriuscito in Francia, quindi veniva considerato pericolo. Questo era scappato in Francia, ma ecco, questo è interessante perché nel casellario politico centrale c'era, diciamo, una, chiamiamola così, una parte che si chiamava rubrica di frontiera, perché in parte c'era la schedatura di tutti gli antifascisti che si trovavano all'estero, o che erano scappati, o che si trovavano prima, o che erano diventati antifascisti all'estero perché emigrati per ragioni di lavoro, magari erano entrati nel giro dell'antifascismo, si erano iscritti al sindacato, quindi va considerato che comunque
non solo in Italia, ma anche all'estero, ne parlavamo forse anche già l'altra volta, presso le ambasciate c'erano i responsabili della sicurezza, quindi c'erano coloro che avevano anche il compito di controllare gli italiani che svolgevano attività politica all'estero, e quindi si avvalevano non solo di ricerche personali, ma anche molto spesso, soprattutto in Francia, diversi di questi si inserivano nelle organizzazioni antifasciste francesi, dove militavano anche gli italiani, e quindi facevano un po', chiamiamolo così, lo spionaggio, quindi, oppure pagavano qualcuno per avere informazioni. Quindi anche all'estero coloro che erano considerati contrari al regime venivano tenuti in qualche modo sotto controllo, e quindi questi dati affluivano al casellario politico centrale. E quindi questo viene considerato pericoloso. Ed è importante perché poi dopo questi dati, ecco, questa è anche questa signora, Frau Singer, che comunque era una triestina, era emigrata in Francia, e qui si vede che la foto era una foto recuperata, non era una di quelle fatte perché probabilmente non era stata arrestata, e quindi per avere i dati completi non solo si chiedevano informazioni, ma anche si cercava di avere delle foto che identificassero l'antifascista. Anche questo ecco, questo è un personaggio che conosciamo, Minut Giovanni, che era stato il leader delle lotte sindacali contadine del biennio 19-20, quello che aveva guidato la conquista del patto colonico, e che se n'era andato dall'Italia già nel 23, 22, 23. E quindi siccome si era trasferito prima in Argentina e poi in Uruguay, anche se se n'era andato prima, diciamo, dell'applicazione, e quindi veniva controllato anche lui in quanto considerato ancora pericoloso. Quindi era un dirigente che poteva rappresentare un pericolo qualora fosse rientrato ovviamente in Italia. E tutti quanti questi dati, ecco, servivano anche per realizzare questo bollettino delle ricerche. Cioè, quando qualche questura, qualcuno ricercava, voleva arrestare, interrogare qualche antifascista che non trovava ovviamente a casa perché o era scappato, e quindi veniva pubblicato questo bollettino delle ricerche, in cui c'erano le foto di coloro che venivano ricercati, alcune indicazioni su chi erano, e questo bollettino delle ricerche, sì, che era formato da un quadernetto io ne ho visti diversi, di una 10, 15, 20 pagine, anche dipendeva dal numero dei ricercati, e veniva inviato non solo alle questure e alle prefetture in Italia, ma anche ai posti di polizia al confine, nelle ambasciate all'estero, cioè veniva distribuito un po' a tutti quelli che avevano il compito di controllare questi antifascisti. E questo serviva in caso di rimpatrio di queste persone. Ciascuno di questi doveva essere sottoposto a determinate misure, per cui, diciamo, dipendevano dalla pericolosità del soggetto, naturalmente, per cui qualcuno veniva semplicemente segnalato, nel senso che è rientrato in Italia il ricercato tizio. Per altri invece era prevista, non so, la perquisizione personale al momento dell'ingresso in Italia, oppure misure più restrittive che arrivavano fino all'arresto, per cui c'era qualcuno che appena varcato il confine, in base a queste informazioni doveva essere arrestato e quindi mandato diciamo nella questura di appartenenza, quindi, o chi lo aveva, diciamo, o l'ente di polizia che lo stava ricercando. Insomma.
Non so se è chiaro, sì, era un sistema abbastanza complesso, organizzato, tenendo conto dei mezzi del tempo, insomma, no? Questo è il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, probabilmente è l'organo repressivo più duro, più forte di cui si era dotato il regime. Naturalmente bisogna sempre pensare che coloro che venivano arrestati o sospettati venivano considerati a seconda del ruolo che avevano, se più o meno pericolosi, come abbiamo visto. E quindi c'era chi al momento dell'arresto, quando c'era un'inchiesta dei carabinieri o della polizia, c'erano degli arresti, c'erano degli interrogatori, per cui venivano stilati dei verbali e il giudice istruttore, che poi venivano mandati al giudice istruttore. Il giudice istruttore valutava la pericolosità delle persone che venivano segnalate. E quindi il giudice istruttore poteva o decidere di ammonire colui che era stato arrestato e quindi in pratica rimetterlo in libertà, però ammonito significava che uno doveva intanto comportarsi in un certo modo, dimostrare di aver capito, fra virgolette, la lezione e quindi non incorrere nuovamente nel reato per cui veniva perseguito. Il reato era quello di attività antifascista, che poteva essere sia organizzazione di un partito disciolto o di un sindacato disciolto, che quindi era un reato grave, ma poteva anche essere, che so io, un insulto a Mussolini detto in osteria, oppure un abbasso al fascismo scritto in un bagno pubblico, cioè si poteva essere denunciati per tutta quanta una serie di azioni, e quindi il giudice istruttore, sulla base del reato commesso, stabiliva o di ammonire o di diffidare, quindi c'era il provvedimento dell'ammonizione o della diffida, che più o meno erano la stessa cosa, e quindi uno doveva comportarsi in modo tale da non essere nuovamente, perché altrimenti sarebbe incorso a pene peggiori. Altrimenti il giudice istruttore poteva inviare queste persone o al Tribunale Speciale o al confino di polizia. Allora, cominciamo con il Tribunale Speciale, perché era l'organo più duro, insomma, no? E qui naturalmente venivano inviati al Tribunale Speciale coloro che erano accusati di riorganizzazione di un partito o di un sindacato disciolto. Come sappiamo, tutti i partiti sindacati erano stati disciolti, quindi se uno riorganizzava o cercava di organizzare questi partiti, veniva inviato generalmente al Tribunale Speciale della Difesa dello Stato, il quale Tribunale Speciale, eccolo qui, c'è Mussolini che inaugura la prima seduta del Tribunale Speciale. Allora, il Tribunale Speciale era costituito da dunque un presidente che era un alto ufficiale dell'esercito o della milizia fascista, ed era affiancato da un collegio di 5 giudici che dovevano appartenere tutti alla milizia fascista. Quindi queste persone poi dopo giudicavano l'imputato, il quale imputato, e diciamo qui siamo nell'aula quarta del Tribunale di Roma, perché tutti i processi del Tribunale Speciale vengono fatti a Roma, in quest'aula quarta del Tribunale, ad eccezione di uno che verrà fatto a Trieste nel 1941, quando verranno messi sotto accusa
diverse decine di sloveni, nazionalisti sloveni e comunisti sloveni italiani, e si concluderà appunto come misura con, adesso non ricordo bene ma lo vedremo, 5 o 6 condanne a morte eseguite, effettivamente eseguite. Ma quindi scusi, il tribunale speciale non era in ogni provincia? No. Infatti i deferiti venivano trasferiti dalle carceri di dove si trovavano a Roma e lì venivano fatti tutti i processi. E naturalmente questi processi oggi possiamo dire che erano ovviamente delle farse, perché in pratica gli imputati non potevano difendersi, no? Quindi non c'era la possibilità. Lo potevano fare forse attraverso gli avvocati, e venivano dati, cioè scelti gli avvocati d'ufficio, perché non è che uno si posa, erano scelti gli avvocati d'ufficio, che in molti casi non potevano neanche intervenire portando delle prove, perché gli veniva vietato. Tanto che l'ordine degli avvocati di Roma, che ovviamente era un ordine del regime, quindi diciamo formato da avvocati che avevano il diritto al fascismo, eccetera, protestò diverse volte contro questo sistema, perché impediva agli stessi avvocati d'ufficio di fare il proprio lavoro. Quindi dicevano: che senso ha che noi vi diamo gli avvocati d'ufficio quando questi non possono intervenire di fatto in quasi nessuno. E il problema il processo era pubblico, però vi partecipavano generalmente ufficiali della milizia, quindi non c'era il pubblico che poteva partecipare, e quasi sempre al momento della lettura della sentenza venivano allontanati sia gli imputati. Perché questo? Perché si voleva impedire che al momento della lettura, come era avvenuto, gli imputati, se erano in gruppo, urlassero contro il fascismo, cantassero, quindi che potessero dar vita a manifestazioni antifasciste proprio all'interno del tribunale. E tante volte venivano allontanati anche gli stessi avvocati, per cui praticamente tutti questi processi si concludevano, tranne in rarissimi casi, con la condanna a più anni degli imputati. Naturalmente queste sentenze non erano appellabili, cioè nel senso che uno non poteva fare ricorso, quelle erano, e quelle uno se le teneva. I numerici. Allora, ecco, questo ce l'ho sotto mano il dato, perché ci furono 15.000, sono stati contati 15.806 antifascisti processati, dei quali 5.600, perché allora 15.000 vengono deferiti perché c'era un ulteriore passaggio, mi sono dimenticato, al Tribunale Speciale. Però il giudice del Tribunale Speciale poteva decidere di rinviare una parte di questi o al confino o ad altre, di quelli che furono processati, quindi 15.000 vennero inviati, furono processati in 5.620, di cui 4.596 furono condannati a 27.735 anni di carcere. Adesso il dato numerico non me lo ricordo, mi pare una trentina di condanne a morte, perché ci furono anche delle condanne a morte. Dunque, stavo cercando il dato relativo, ma non lo trovo. Quindi questi venivano condannati al carcere e venivano, ecco, questo è il carcere di Milano, quindi poi da Roma venivano trasferiti nelle varie carceri, perché il detenuto politico non doveva essere imprigionato assieme al detenuto comune, quindi dovevano esserci due cose separate, proprio perché si pensava, uno, che se li teniamo tutti assieme li controlliamo meglio, due, non propagandano anche ai comuni. E invece questo sarà forse un calcolo sbagliato, perché
vedremo che diciamo, questi antifascisti si organizzeranno all'interno delle carceri. Quindi è quello di Milano, lo faccio vedere perché se voi notate c'è proprio il cartello che indica sezione detenuti politici, quindi oltre quel cancello c'erano solo i detenuti politici, di qua c'erano i comuni, quindi doveva essere separato e quindi venivano inviati non in tutti i carceri, perché non tutti avevano questa possibilità di dividere i detenuti, ma a Milano, a Roma, a Castelfranco Emilia, cioè c'erano vari carceri in cui venivano inviati i detenuti politici. È il carcere di San Vittore? Sì. Questo... Non perché ci sono stata, ma... Beh, anch'io sono stato in carcere a Gorizia, ma non mi hanno tenuto. Sì. Non vogliono andare. Perché non avevano posto, se l'ha cavata perché non avevano posto. Ecco, può essere, a quella non l'avevo pensata proprio. Adesso ci penso. Se ha bisogno un po' di cattiveria venga Mariano, ne abbiamo per tutti. Ecco. L'avvocato del diavolo. Sì, poi dopo in genere, ecco appunto, in genere venivano ospitati, tra virgolette ovviamente, in queste grandi camerate, li chiamavano cameroni proprio perché stavano in 20, 30, insomma erano ammucchiati in genere, dove c'erano questi spazi, li mettevano tutti in genere in un posto, insomma. No? Naturalmente erano camere spoglie, non c'erano armadi, e quindi dovevano un po' arrangiarsi come potevano. Quindi questa era la pena massima, invece la pena diciamo per importanza fu anche quella del confino di polizia, perché la legge del 26 istituisce il confino di polizia, perché prima non c'era il confino per i detenuti comuni. Prima esisteva il domicilio coatto, in cui mandavano i briganti, i ladri, e li inviavano generalmente in queste località del sud, laddove diciamo era più difficile arrivare perché non c'erano mezzi, quindi diciamo li smistavano, questo per i detenuti comuni, ma non c'era ovviamente fino a quel momento lì un confino di polizia per i detenuti politici, quindi i detenuti politici a partire dal 26 vengono inviati o nelle colonie penali, quindi laddove, soprattutto nelle isole, nelle piccole isole, oppure anche al confino di polizia, come avveniva per i comuni prima, in vari paesi, sempre generalmente sull'Appennino meridionale, laddove sì, nei posti più isolati, no? Ecco. Allora, per quanto riguarda, come dicevo prima, per quanto riguarda il confino di polizia, eccolo qui c'è, ecco, questo Simone Luciano, che tra parentesi era un cormonese, che viene condannato a 1 anno di confino a Torino, perché operava là, e liberato per periodo, quindi diciamo, per tutto si è fatto l'anno, quindi dal 19 del 9 del 41, quindi fino all'anno successivo. Che cosa succedeva? Che quelli che venivano considerati meno pericolosi, cioè quelli più pericolosi li mandavano al tribunale speciale, quelli un po' meno pericolosi venivano inviati alla commissione provinciale per il confino di polizia, cioè ogni provincia aveva una propria commissione provinciale che decideva se inviare al confino o meno quelli che venivano deferiti. Allora, questa commissione provinciale era costituita, presieduta dal prefetto, quindi era formata dal prefetto, era formata dal questore, dal procuratore del re, dal comandante provinciale dei carabinieri e dal comandante della milizia fascista. Quindi questi 5 uomini
non interrogavano l'imputato, chiamiamolo così, ma semplicemente esaminando i rapporti dei carabinieri o della polizia decidevano se inviarlo al confino e per quanti anni. La pena del confino era fino ad un massimo di 5 anni, però erano rinnovabili, per cui abbiamo visto più di qualcuno che di 5 anni in 5 anni è uscito dopo il crollo del fascismo, insomma, no? Per cui se uno non dava prova di essersi ravveduto, gli veniva nuovamente rinnovata la pena. E quindi sì, il soggetto non veniva sentito, cioè questo qui era un'operazione burocratica praticamente, quindi questi 5 avevano sotto mano i rapporti di polizia e sulla base dei rapporti veri o non veri, falsi, decidevano la sorte Questo qua è il giro di pochi giorni. Beh, cioè no, non era detto, perché intanto uno rimaneva in carcere, sì, quindi uno rimaneva in carcere, intanto che veniva espletata la procedura burocratica, che come si sa talvolta era veloce, ma in genere non è che la commissione si riuniva ogni giorno, quindi sarà stato una volta al mese magari, e quindi quella volta prendeva in esame i casi, quindi non è che intanto aspettavano in carcere. Ecco, questa è una foto interessante perché è la distribuzione della massetta, cioè il confinato che veniva mandato o sulle piccole isole o in altre località veniva retribuito con 10 lire al giorno. Con queste 10 lire doveva, io adesso non so quanto potessero, ma comunque doveva badare vitto e quando andava in giro per i comuni anche all'alloggio, quindi trovarsi un posto, arrangiarsi insomma, no? E questo durerà però poco tempo perché dunque il confino è della fine del 26. Ma nel 29, in seguito anche alla crisi internazionale, la crisi del 29, il peggioramento delle condizioni economiche anche del paese, la mazzetta viene dimezzata, per cui da 10 lire al giorno si passa a 5 lire al giorno. Naturalmente questo rappresentava un grosso problema, soprattutto, vedremo la prossima volta, per i nostri confinati di queste terre, che erano generalmente operai e contadini, che non avevano da casa chi poteva mandare soldi e quindi tante volte erano magari l'unica fonte per la famiglia, no? Specie se avevano mogli e figli, insomma, oppure mariti e figli, quindi, no? Quindi per molti sarà effettivamente un grosso tormento, insomma, non solo per loro, ma anche per la famiglia che si trovava o con braccia di meno per la campagna, oppure veramente senza reddito, perché molti erano operai dei cantieri, quindi che portavano a casa. Ma non potevano lavorare nel posto? Allora, sì. Allora, il primo obbligo era quello di trovarsi un lavoro, però, come vedremo, in queste piccole isole, che adesso le vediamo, cioè che oggi sono anche zone di lusso, le condizioni di vita di quel tempo erano miserabili, insomma, no? Per cui non c'era nemmeno lavoro sufficiente per i residenti, immaginarsi se potevano farlo i confinati. E tra parentesi vedremo anche che anche quei confinati che avevano, diciamo, medici, infermieri, levatrici, non so, per esempio come Carlo Levi, che si era messo a fare il dottore, però ha detto fermi tutti, interviene subito il podestà, il Maestro dei Carabinieri, l'ordine dei medici che dice ma come tu fai gratis, fai concorrenza ai locali, quindi non puoi fare, insomma, no? Quindi anche chi avrebbe potuto dare un contributo, per esempio c'è anche l'episodio di Camilla Ravera, che diventerà senatrice del dopoguerra, deputata, scrittrice, eccetera, che aveva dato il via ad una, chiamiamola così, scuola elementare per analfabeti.
immediatamente dopo pochi giorni praticamente si chiude tutto perché non era proponibile che una donna, che naturalmente era vista come una criminale, insomma, no? Quindi che aveva contravvenuto alle regole del vivere e della morale, potesse insegnare a chi non sapeva leggere. E quindi di fatto saranno pochi quelli che magari qualche elettricista, qualche barbiere, qualcuno riuscirà a riciclarsi, ma saranno pochissimi, proprio perché vanno ad inserirsi in un contesto molto povero, insomma, no? E questa è Lipari. Lipari che fu, diciamo, la prima località di confino. Diciamo, bellissima isola, eccola qua, la si vede, provincia di Messina, quindi a pochi chilometri a nord della Sicilia, che allora contava, sì, praticamente come oggi, allora contava circa 14.000 abitanti, oggi sono calati un po', sono 12.000, almeno da quando. Ecco, quindi è un'isola dove, sì, insomma, è grande, cioè, bella isola per turisti. Naturalmente dobbiamo pensare che Lipari era questa, no? Negli anni 20 e 30, quindi qua arriva il postale, quindi era un'isola soprattutto di pescatori, qualche contadino, insomma, ma erano, diciamo, ecco questo dà un po' l'idea della situazione, insomma, erano raccoglitori di olive, no? Uva, insomma, avranno avuto. Come? Beh, appunto, sì, quindi diciamo era un ambiente semplice, insomma, in cui era difficile per centinaia di confinati trovare un posto di lavoro, quindi ottemperare al primo obbligo, che era quello di darsi un lavoro, quindi era impossibile. Allora, nelle isole le famiglie no. C'erano luoghi in cui c'erano solo uomini e c'erano luoghi in cui c'erano uomini e donne. Le famiglie potevano andarci laddove invece quando venivano confinati nei paesi. Quindi tante volte qualcuno aveva la possibilità di chiamare a parte quelli che di situazione economica benestante, che potevano mantenere anche la famiglia. Ma talvolta, siccome le 5 lire non bastavano, e talvolta c'era anche chi queste 5 lire una parte doveva mandarle a casa, perché a casa non c'è. Quindi trovava conveniente far venire addirittura la famiglia, perché adesso alla moglie veniva dato per 1 lira al giorno e ad ogni figlio 50 centesimi. Per cui praticamente probabilmente chi non aveva altro reddito talvolta trovava conveniente far arrivare anche la famiglia, che doveva trovare un alloggio, sì, non era una cosa semplice per quei tempi. Infatti vedremo che addirittura il viaggio per andare a trovare i propri parenti in carcere nelle isole era praticamente impossibile, no? Ma in carcere o nelle località di confino era effettivamente un'impresa anche costosa, perché uno doveva andare a trovare il posto per l'alloggio, quindi non era semplice, no? E ecco, quest'isola diventa famosa perché si registra la prima fuga, e l'unica anche, dall'isola, e sono appunto Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Fausto Nitti. Dunque Carlo Rosselli, famoso, Lussu anche un anno sull'altipiano, anche lui deputato nel secondo dopoguerra, Fausto Nitti, anche lui esponente politico, e loro, siccome erano soprattutto Rosselli, avevano disponibilità economica, insomma, no? Quindi riescono a far arrivare un motoscafo, una barca, riescono a scappare via,
Però questa sarà la causa che provocherà di lì a poco, di lì a qualche anno, all'eliminazione di questa zona, di questo territorio di confino, perché si riteneva che da lì si potesse scappare, insomma, no? Ma ovviamente fu l'unico episodio di fuga che si registrò, perché effettivamente a quei tempi organizzare una fuga da un'isola era, anche perché uno non è che poteva arrivare in Italia, doveva andare all'estero, perché in Italia sarebbe stato preso. Quindi infatti loro andranno in Tunisia, poi dopo in Francia, quindi faranno un bel giro, quindi solamente uno che aveva disponibilità, organizzazione, poteva fare una cosa del genere. Naturalmente verrà utilizzata comunque successivamente, in quanto verranno, soprattutto nel periodo bellico, soprattutto dopo l'invasione italo-tedesca della Jugoslavia, verranno inviati molti civili sloveni e croati di queste terre, insomma, in queste località. Eccolo, un'altra isola importante è Ponza. Anche Ponza, che allora si trovava in provincia di Littoria, perché Latina si chiamava Littoria, oggi ovviamente Latina, all'isola di Ponza, anche questa oggi ottima, e questa era anche un campo misto, nel senso che c'erano anche donne in questa località di confine. Eccolo, questa è una classica foto del periodo del ventennio, no? Infatti c'è in primo piano il fascio Littorio, e interessante forse anche questa, perché è una cartolina che viene inviata a casa da qualche confinato, che ha appunto il timbro che è passato al setaccio della censura, quindi può essere spedita, no? Parleremo anche di questa censura. Beh, uno degli ospiti, fra virgolette, illustri fu appunto Giorgio Amendola, che diventerà nel secondo dopoguerra esponente politico di primo piano del Partito Comunista, deputato, eccetera, che era il figlio di Giovanni Amendola, liberale, Bondi, che era stato bastonato un paio di volte in Italia, che scappa in Francia e muore proprio in seguito ai percorsi che aveva avuto, insomma, no? E qui è con la moglie, ecco, diciamo, siccome lui era, fra virgolette, benestante, si sposerà infatti al confino con la moglie, no? Quindi c'era una differenza fra chi non aveva niente a casa e chi invece poteva alleviare le proprie pene magari con l'aiuto di... Teoricamente spettava anche a lui, immagino. Sì, immagino di sì. Oppure anche un altro, Terracini, che sarà il presidente dell'Assemblea Costituente, anche lui verrà, perché poi dopo qualcuno farà il giro di più isole, no? Perché da un'isola verrà mandato in un'altra, perché man mano che gli rinnovavano il quinquennio, spesso gli cambiavano anche di ecco qui, Camilla Ravera sarà appunto ospite di Ponza, quindi per un periodo. Altro luogo importante è Tremiti, eccola qui, diciamo siamo a nord, pochi chilometri a nord dal Gargano, quindi provincia di Foggia. Queste isole, San Nicola e San Domino, anzi San Domino diventerà l'isola degli omosessuali, perché non verranno mandati al confino solamente gli antifascisti politici,
ma anche coloro che diciamo per la morale dell'epoca potevano rappresentare un pericolo, quindi gli omosessuali, alcuni che professavano le religioni minoritarie, soprattutto qui i testimoni di Geova verranno gli ebrei, no, non ho sentito di Rom, non credo. Invece c'erano diverse donne che venivano accusate di procurato aborto, per cui sia l'omosessualità che l'aborto erano considerati reati, quindi venivano puniti anche con il confino, no? Per cui anche diverse donne che erano antifasciste, quindi politiche, levatrici, non trovarono la possibilità di occupazione in queste isole dove c'era anche la necessità di questo personale specializzato, proprio perché non si poteva diciamo dare in mano la gente a persone che immorali, che andavano contro la morale dell'epoca, insomma, no? E qui infatti a Tremiti in queste strutture vennero diciamo occupate per prime da un 1500 libici dopo la guerra del 1911, di cui circa un terzo morirà nel primo anno proprio di tifo, a considerare appunto le condizioni generali, perché dobbiamo tenere conto che erano isole in cui in buona parte non c'era l'acqua potabile, quindi bisognava farla arrivare, quindi, quindi c'erano anche dei grossi problemi, non solo per i confinati, ma anche per i locali. E questi invece, perché poi dopo in questi locali di confino anche venivano inviati gli oppositori delle colonie, quindi troveremo libici, somali, etiopi, quindi anche questi venivano inviati soprattutto qui a Tremiti, anche in altre isole, però in modo particolare qui a Tremiti. E questo qui è un gruppo di... Ecco qui quello che vi dicevo prima, questa è una manifestazione fascista che viene fatta proprio all'isola di San Domino, che veniva appunto considerata come isola in cui venivano messi gli omosessuali, e questo veniva considerato diciamo un criminale proprio perché era un omosessuale, insomma, no? Quindi era accusato di esserlo, insomma, quindi quindi non solo gli antifascisti, ma anche altre categorie di persone che venivano considerate